Importanti musei riaprono oggi a Firenze e a Bergamo, ma con i nuovi dispositivi elettronici per mantenere le distanze di sicurezza. Bruna Fattenotte. Stavano per cominciare le celebrazioni per i 600 anni della cupola del Brunelleschi, capolavoro simbolo del Rinascimento quando il lockdown ha sbarrato i portoni. Ora le meraviglie del complesso di Santa Maria del Fiore a Firenze, tra i più visitati al mondo, riaprono, certo con precauzioni anti-Covid garantite anche da questi speciali dispositivi elettronici che suonano e si illuminano se ci si avvicina troppo agli altri visitatori. Sono degli strumenti elettronici, dei piccoli apparati che vengono portati dal visitatore, anche questo ci permetterà di garantire la massima sicurezza. Dispositivi simili a quelli messi in campo dall'Accademia Carrara di Bergamo. Qui si tratta di braccialetti da indossare, tecnologia al servizio dell'arte per garantire sicurezza a chi torna nelle sale del prezioso Museo Lombardo. Visitatori che a sorpresa potranno ammirare i Musici di Caravaggio. Il celebre dipinto, un prestito arrivato dal Metropolitan, sarebbe dovuto rientrare a New York. Rimarrà invece in mostra per tutta l'estate, in segno di amicizia e solidarietà tra le due città duramente colpite dalla pandemia.